Buongiorno a tutti! Giochiamo un'altra partita a 10 minuti. Vediamo chi sarà il nostro avversario adesso. Vediamo chi accetta la sfida. Nessuno sta accettando. Forse devo ridurre il tempo, magari 10 minuti non gioca. Ok, hanno giocato. Avversario dell'Indonesia. Bene, giochiamo in 4. Vediamo cosa ci fanno. D6, D4, cavallo F6, cavallo C3 e G6, sta facendo la moderna. Va bene, giochiamo F4, no? Giochiamo tutto all'attacco, avanti tutta. E adesso dovrebbe trasporre nella Pir, che è la cosa più saggia. Ha giocato, sta giocando così, bene, cavallo F3. Ah, forse farà B5, presumo, no? E5, alfiere D3, E5, posizione normale. Vediamo. Cavallo D7, alfiere C4, ora dovrà fare E6, no? E se gioca B5 perde per alfiere per F7, per F7, cavallo G5, Re 8, cavallo E6, la donna intrappolata. Giocherà E6, F5. Va bene, vogliamo prendere in E6, dovrà fare cavallo B6 presto o tardi, se la farà ora. Cavallo B6 non mi ricordo se la teoria era andare in D3, in D3, forse era andare in D3. Mi sembra di sì. La posizione normale, no? B6, ok, per F5 e per F5. Allo B6, no? Alfiere D3. Sì, mi sembra di avere qualche vago ricordo che questa è la teoria. Forse scorro sempre alfiere G5, no? Non mi ricordo. Ora non rammento la teoria. Ah, vabbè. Si vedrà, no? Ok, cavallo F6. Cavallo F6. La domanda è, posso prendere e giocare cavallo G5? Mettere il cavallo in E6? Poi è una follia. Per F7, per F7, cavallo G5, Re G8, cavallo E6. Non avrei un attacco promettente lì. Allora, ricapitoliamo. O prendo prima in G6. E prendere in G6, H per G6. Uff, è cattivante la posizione. Perché non voglio nemmeno sacrificare materiale se sto comunque meglio, no? A prescindere. Non c'è per F7, Re G8, cavallo E6. Non ho sufficiente attacco. 3 arroccare. Prendiamo prima in G6. Farà H per G6, perché se per G6 il re rimane al centro giochiamo a arrocco. Fiere G5, torre 1. A seguire. Se non arrocca può seguire torre 1. Non vuole arroccare. Se inizio a fare torre 1 e alfiere F4, cambiare la direzione del mio attacco. O torre 1, fiere per F7. Vedo tante mosse accattivanti, fiere per F7, cavallo G5. Vediamo scacco. Deve mettere il re in F8. Ora potrei di nuovo vedere questa linea. Cavallo G5, Re G8 con l'E6, ma sposta la donna, giochiamo alfiere F4. Spesso le mosse normali sono le mosse migliori. Bisogna giocare normalmente. Ora su D5 diamo scacco, poi ritiriamo l'alfiere semplicemente. Diamo scacco e ritiriamo l'alfiere per esempio in D3, no? Perché pensa sia solo una mossa legale? È in alfiere D3. Qua deve stare male il nero. Deve stare male. Che non può essere... Non può essere altrimenti. Se farà cavallo F8, deve poter fare alfiere I7. Ma mi ispira di più alfiere I5. Allora alfiere I7. Qui farà donna
7, facciamo alfiere 5, anche se forse c'erano mosse migliori. Qua probabilmente dovrei giocare così, no? Ma li vedremo. Su cavallo di 7 forse possiamo anche lasciargli l'alfiere giocare. Anche se mi piacerebbe lasciargli l'alfiere, ma che ci penseremo. Chi ci si penserà più avanti. Ok, alfiere G4. Poi qua giochiamo H3, no? Senza pensarci. E donna per F3, questa mossa in realtà non me l'aspettavo. Ok, va bene. Alfiere, guarda, deve stare male alfiere. Ora basta, devo risettare i pezzi. Probabilmente ora la torre ha già smesso, cioè non ha più funzioni qua, deve tornare. Ma potrei giocare anche cavallo G5 per prendere in E6. Mi piace cavallo G5. Devo prendere in E6. Indebolendogli notevolmente le caselle chiare. Se sposta questo cavallo per E6, per E6 poi potrei prendere in G6. Ora voglio mettere la donna in F3, riportare quale torre. Sì, mi piacerebbe che questa torre entrasse in gioco. Va bene, qua prendiamo in E6, avevamo detto, no? Cavallo per E6. E qua sì, so che attiverà il suo cavallo, ma pazienza, no? Non si può avere tutto. Abbiamo detto che avremmo giocato donna F3. O torre F1 prima. Facciamo donna F3. Non so se mi sto prendendo qualche trucco, non credo. Donna F3. Cavallo per D4, alfiere per D4, si sposta alfiere per G7. Vediamo se va tutto bene. Cavallo E2, C3, cavallo G3. Devo riportare i pezzi nell'ala di re, mi mancano questi pezzi all'appello. Sono B6 forse... no, sono B6 lascia il cavallo in presa. No. Ok, stavo per fare questa premove. Immaginiamoci se faccio questa premove, mi fa torre per E5 e mi parte questa premove. Perdo l'istante. Ok. Ora alfiere per G7, abbiamo detto. E poi cavallo E2, no? Devo fare, abbiamo detto. Ok. Potrei fare anche torre F1. Ma cavallo E2 è una mossa da fare prima o poi. Difendo D4, farò C3 e posiziono il cavallo dove deve andare. Sì, questa mi piace. Ok. Che non so se lui sta minacciando davvero di prendere. Diciamo che sta minacciando di prendere D4, no? Quindi C3 è idonea. C3 da fare. Se prende in B2 metterò la torre in B1 e prenderò in B7, no? Attaccando F7. E cosa si può fare? Va bene, qua. Se diciamo che questo pedone vogliamo dare, potremmo giocare B4. B4 sembra buona. Mettiamo i pedoni sul nero e l'alfiere è un alfiere campo chiaro. Sì, deve stare meglio il bianco. Va bene. Ora, come dicevo poc'anzi, voglio riciclare i pezzi. Questa torre in A non sta facendo molto. La metto qui. Voglio mettere quest'altra torre in E1. Poi bisognerà pensare al cavallo, non so se ambire a queste caselle o andare in G3. Devo pensare, ma non voglio nemmeno cambiare il suo cavallo perché i suoi cavalli stanno competendo per la stessa casella. Donna E7, torre E1, come avevamo detto. Ora penso che debba stare attento perché... tutti e due non dobbiamo stare attenti. Ah, non so ora quale sarà il suo piano. Ok, non so qua cosa voglia fare. Donna H4. Donna H4.
Perché non so cosa voglia fare. Forse vuol fare cavallo G5, non so bene cosa gli serva cavallo G5. Potrei giocare cavallo G3, no? Per attaccare la sua torre, ma arriva. La torre andrebbe in G5. Se no, metto il cavallo in F4 per cambiargli. C'è anche mettere il cavallo in F4. Semplificare un po'. O la donna in F2 anche. Mettiamo la donna in F2, dai, per cambiare le donne. Donna F2. Vediamo cosa farà il nostro amico. Donna per F2, re per F2, no? Che non so cosa vuole fare ora. 4 minuti e 20. Che donna G5, minaccia torre per H3. All'F4 cosa che mi scoccia, no? Che poi è più difficile da giocare per vincere lì. Però se no è anche difficile trovare un piano. Forse per giocare cavallo G3, ma il suo cavallo è forte alla fine. Facciamo cavallo F4 per semplificare. D'altronde con l'alfiere sempre, che dovrebbe sempre costituire un minimo vantaggio in questi finali. Va bene, ora sono pronto per riprendere. Non so, farà cavallo G5, cavallo G5, non so se gli serve, forse è meglio prendere, fare cavallo E6. Se toccasse, se posso cambiare le donne ed entrare in settima ho vinto, no? Ma deve chiuderla questa colonna. Se è furbo la chiude. Vediamo come si svilupperà il gioco. Donna per F4, torre per F4, cavallo E6, no? Deve fare. Purtroppo farà cavallo E6. Cavallo E6. Torre F2. Ora minaccio il fiere per G6, guadagnando un pedone e la partita. Ma sogno son desto. Cioè, ho appena detto che non può farmi entrare in settima. Mi sono entrato in settima ora. So cosa sta facendo questa parvenza d'attività, totalmente inutile. Va bene. A questo punto la sua posizione inizia ad essere assai difficile. Ora giocherò A4. Voglio fissare la sua struttura. Ok, lui mi farà re F8. Su F8 però si inchioderebbe e perde per alfiere per G6, no? A4. F8 perde per alfiere per G6, non dimentichiamolo. Va bene. A5. Su re F8 faccio sempre torre E5. Ok, qua. Ho giocato torre E7. Vuole mettere il cavallo in E4. Forse ho giocato in modo superficiale perché può arrivare il cavallo in E4. Se il cavallo arriva in E4 riesce a sistemarsi. E vediamo cosa possiamo fare qua. Torre per H7. Torre 2. L4. È davvero la fine del mondo se il cavallo arriva in E4? Non so che mi ero perso, devo dire. L4. Alfiere per 4 avrebbe il pedone passato.
torre 8, poi fa cavallo E4, sarebbe un problemino. Cioè, a volte ci sono delle scocciature, no? Questa mossa è stata un imprevisto. Vediamo se riusciamo a risolverlo. Torre H7 levanto nera, Re H7, cavallo E4, il cavallo lì è forte, è bello. Adesso Re è lontano dall'epicentro della partita. L'E4 potrei giocare C4. Non sarebbe comunque male. Potrei giocare attorno al suo cavallo in E4, il cavallo in E4, e chi se ne frega, est. Cavallo in E4, bello, complimenti. Però non ci interessa. Giochiamo così, giocheremo C4. Ale a Iacta est. Dobbiamo prendere e giocare torre C2 ed entrare. Su di per C4 possiamo prendere o meglio prendere in E4. Da questo pedone che scoccia, ma come questa. E ora di nuovo gli attacchiamo le debolezze. Il cavallo è bello da vedere, ma non fa nulla. Bene, bene, bene. Ora stiamo di nuovo attivi. Va bene. Torre C7 per limitarlo. Vediamo cosa si inventa ora. Ora voglio portare il re. Devo stare sempre attento, no? Perché potrebbe avere delle idee. Per esempio, cavallo D2, cavallo B3 potrebbe essere un'idea, ma... Questo re qui, cavallo D2, re 2, B3, re 3. Abbiamo fatto re 8, ma avrebbe B7 in presa. Forse dovrei spostare il mio alfiere. Forse il mio alfiere potrebbe essere riciclato, forse potrebbe essere più utile altrove, tipo magari qui per attaccare la sua struttura, ma è una cosa a cui penserò più tardi. E cavallo di 2. Va bene. Alfiere 2. Su cavallo V3, alfiere F3. Alfiere F3. Su re 6, torre lì. Attaccando il pedone G. E dovremmo esserci ancora più o meno. Ok, alfiere per D5. Ma qua più si apre la posizione meglio è per il bianco, penso che stia pasticciando lui. Penso che stia pasticciando, sinceramente. Cosa serve questa mossa? Re F2? No, qua sta perdendo il filo. Ah, ok, perché vuole prendere V4. Lì non si vincerebbe più, no? E la prendono. In B7. Re E3. Anzi, re F3. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Allora 6 torre qui. Patta. Purtroppo. Se gioca bene patta. Possiamo fare nulla. Però vediamo. Proviamo. Voglio mettere alfiere in C4, il piede in H4. Vediamo se si riesce a rubare. Magari si riesce a rubare, no? Se non a 4, 4. Ok, ora come fai a evitare il matto? E fare G5. Ma lì starebbe peggio, no? Ah no, cavallo di 3, che sfiga. Ed è fatta.
Uff, ah no, non è fatto. Perde. Mi dispiace. Ok. Mi dispiace. Ha giocato bene. Promozione a torre finale. Ha giocato bene, mi dispiace, non meritava di perdere. Va bene, ok, alla fine siamo riusciti un po' a rubacchiare il finale. Ok, ci vediamo nella prossima partita, alla prossima!